del commissariamento? Assolutamente no, ma il commissariamento è qualcosa che noi comunque non abbiamo mai rischiato sotto il profilo formale. Cioè commissariare vuol dire indicare ad una persona, cioè dare ad una persona mandato di risolvere il problema. Questa persona non esiste, è il Presidente della Regione che ha semplicemente firmato un decreto nel quale stanzia i 25 milioni che mancavano per chiudere i conti. Voglio anche ricordare che sono 25 milioni su 8 miliardi 135 milioni di euro, il che significa che è come se una famiglia avesse un reddito di 40 mila euro all'anno e sbagliasse i suoi conti per 20 euro. Per il futuro nessun aumento di tasse? Assolutamente no, noi lavoreremo non per aumentare le tasse ma bensì per occuparci dei tagli e della razionalizzazione. Siamo convinti che all'interno dell'ente regione e degli uffici pubblici si possa ancora parlare e pensare a razionalizzare. Io sto sopra, ragazzi. Non qua, sei messo tu davanti. Poi mi danno copie. Ringrazio gli assessori e la giunta per il bel lavoro che hanno fatto.